Sulla centralina che privati vogliono costruire sul Brenta in pieno centro storico è in gioco la stessa identità di tutti i cittadini di Bassano. Italia Nostra non ci va troppo per il sottile. In una lettera indirizzata al sindaco Elena Pavan, a tutti gli assessori, ai consiglieri comunali, alla soprintendenza ai beni archeologici competente e al direttore generale a Roma. La regione del Veneto, ricorda la lettera, ha disposto la decadenza dell'autorizzazione alla società Belfiore 90 che mira a costruire la centrale idroelettrica nel centro storico di Bassano del Grappa, in tutta prossimità di monumenti importanti pubblici a 140 metri dal ponte Palladiano e ai piedi del colle dove sorgono le antiche mura medievali e il castello. Ora tutti i cittadini, continua Italia Nostra, si aspettano che l'amministrazione comunale prosegua coerentemente nel difendere i beni pubblici demaniali e di proprietà comunale dai pericoli che possono derivare dalla costruzione dell'impianto. Va ricordato che lo Statuto Comunale di Bassano, che è normativa fondamentale, promuove il bene comune e lo spirito dell'interesse generale della popolazione bassanese. Oggi ci si attende che la Giunta Comunale, dice Italia Nostra, ponga in essere con la necessaria sollecitudine tutte le iniziative che sono previste dalla legge al fine della tutela dei beni di rilevante importanza storica, che vanno salvaguardati da ogni minaccia di danni. La privatizzazione delle acque del Brenta, di suoli pubblici e di un tratto delle rive per scopi speculativi, dice chiaro Italia Nostra, non tutela il bene comune e lo spirito di interesse generale. Sorprende e stupisce in tutta la vicenda centralina che non si sia mai pienamente parlato dello storico sito delle lavandaie abbinato alla roggia, né si sia specificato che la roggia non è una generica opera di derivazione sul fiume Brenta, ma una geniale opera medievale. Trattasi di un antico complesso storico risalente al tardo periodo medievale, razionalmente progettato perché fosse sempre fruibile. Una fruizione che vale anche per la rimozione delle transenne che ne impediscono attualmente la fruizione alla cittadinanza.